Seduta è aperta. La conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, riunitasi oggi 27 gennaio 2026 sotto la presidenza del Presidente dell'Assemblea, onorevole Galvagno, e con la partecipazione del Presidente della Seconda Commissione legislativa permanente e bilancio, onorevole Daidone, e del Vicepresidente della Regione e Assessore per l'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea, onorevole San Martino, e dell'Assessore per le Infrastrutture e la Mobilità, onorevole Arrigò, e dell'Assessore per le Attività Produttive, onorevole Tamaio, e dell'Assessore per il Territorio e dell'Ambiente, onorevole Savarino, ha stabilito all'unanimità che nella giornata odierna l'Aula procederà alla trattazione e alla votazione del disegno di legge di iniziativa governativa interventi urgenti per fronteggiare i danni causati da eventi meteo avversi nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026, numero 1067, già assegnata alla Seconda Commissione legislativa permanente e bilancio. Eventuali ulteriori interventi relativi alla situazione emergenziale saranno inseriti in successivi disegni di legge che avranno priorità rispetto agli altri DDL. La Conferenza ha altresì convenuto di sospendere la trattazione del disegno di legge collegato di spesa, mentre rimane confermato quanto stabilito nel precedente programma calendario dei lavori con riferimento ai disegni di legge sugli enti locali, DDL 738 stralcio 1, Comter, e sulla dirigenza, DDL 779 326 70 88 e ai disegni di legge collegati ordinamentali. L'Assemblea ne prende atto, l'Aula è sospesa e riconvocata alle ore 16. La seduta è sospesa.